parlare di musica, ospite del nostro telegiornale stasera Diego Moreno, artista argentino di nascita ma napoletano d'adozione. Benvenuto. Grazie, grazie. E allora lei festeggerà durante quest'estate 2019 i primi 10 anni di vita del suo progetto Tango Scugnizzo. Ebbene Che sì, cos'è? è un'intuizione musicale che nasce dall'amore in primis per la musica, per l'arte. Chi ama l'arte e la bellezza non può chiamare Napoli, e quindi trovandomi a vivere per tanti anni, sono oramai oltre 25 qui in terra campana, Napoli, sono un flegreo d'adozione. 10 anni fa, appunto, qualcosa in più mi è venuta l'intuizione di unire la musica di Buenos Aires alla musica partenopea, e così è nato Tango Scugnizzo. Devo dire, un connubio davvero unico. E poi alla genesi del tango c'è Napoli, per cui questa fusione esiste già. Napoli è un po' corresponsabile della Stiamo vedendo nascita. appunto proprio le immagini di questo Sì. progetto. Un Quello progetto... in Argentina, penso. Questo è in Argentina? Sì, sì. Allora, un progetto che verrà festeggiato in 2 date precise, Sì, con 2 eventi. in realtà 3, perché da poco si è aggiunta una Irpina a Monteforte Irpino, poi andrò a 2 luoghi che amo particolarmente, come non amare Sorrento, che poi è gemellata con Mar del Plata, città della mia nascita, e poi sui Sentieri degli Dei, era a Gerola, che è un festival molto molto bello. Saremo lì a Monteforte Irpino il 12 agosto, il 18 a Sorrento, a Villa Fiorentino per la Fondazione Sorrento, e il 19 ad Agerola per Sui Sentieri degli Dei. Quindi... In questo periodo però c'è anche un altro progetto. Esatto, sì, un progetto molto bello. Sono stato felicemente contattato dai musicisti associati cilentani sotto la direzione di Mauro Navarra, e stiamo allestendo, ma già pronta, l'opera Un tango para Maria, tratto proprio da un'opera famosissima di Astor Piazzolla, una figura che non sarò io a presentare, certamente nel mondo conosciuto, e appunto Un tango para Maria, dove io farò la parte del baritono insieme ad Alina Di Polito, che ha fatto gli adattamenti dei testi, e a Michele Placido, insomma uno degli attori sicuramente più riconosciuti al mondo, per cui per noi è davvero una eccellenza portare e l'Argentina, e in questo caso con musicisti campani, un po' in giro. Saremo lunedì ai concerti il lunedì. 27 luglio. Il 27 saremo a Napoli. Nel chiostro di San Marcellino. Esatto, in realtà esatto, il cortile delle statue alla Federico II, alle 20:30 a Napoli. Poi il 29 siamo per i concerti di lunedì a Pisciotta, e poi andremo a un festival molto molto importante in Abruzzo che si chiama Tagliacozzo, il festival di Tagliacozzo, molto bello. Quindi abbiamo detto tantissime date, sì, per chi volesse insomma cercarle. C'è un sito, sì, diegomoreno.net, oppure attraverso i vari social, Facebook e internet. Insomma. Perfetto, grazie a Diego Moreno di essere sempre. stato nostro ospite. Noi andiamo avanti, siamo allo sport, visite mediche in mattinata e poi